prossime ore saranno cruciali per definire le regole del nuovo DPCM preannunciato dal ministro Speranza al Senato. Per Zaia l'ultima parola spetta alla scienza, ma dice va spiegata e argomentata. Individuati 1.241 casi di contagio da gennaio a oggi nelle scuole del Veneto, oltre 27.000 tra alunni e docenti in quarantena, annunciato un doppio progetto di monitoraggio. Fiato sospeso a Borgo Valbelluna per le sorti dei lavoratori di ACC e Ideal. Le due aziende rischiano di non arrivare a fine anno. A Trichiana assemblea in fabbrica d'Amelia la lettera al neoministro Giorgetti. Incidente mortale a Tombolo, motociclista si schianta con la moto contro un tir. La vittima è un noto ristoratore dell'Alta Padovana. Abusi sessuali nei confronti di minorenni adescate in internet. Alla fine l'orco è stato condannato 7 anni e 3 mesi di reclusione per un cinquantenne di Quinto Vicentino. Sorpresa nell'ultima settimana di febbraio, termometro fino a 25 gradi prima del ritorno dell'inverno, molti in passeggiata per approfittare del tepore. Visita guidata a Palazzo Colner Mocenigo in campo San Polo a Venezia, sezione distaccata del Museo Storico della Guardia di Finanza, al cui interno racchiude autentici gioielli dell'arte. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano la curva del contagio. Anche nelle ultime 24 ore si sono registrati più di 1.000 nuovi casi di positività, 1.167 nuovi casi nelle 24 ore, quindi 22 i decessi, sono invece 133 i posti letto occupati nelle terapie intensive, 1.239 in area medica. Questa quindi la contabilità, stando almeno al secondo report di giornata della regione del Veneto. Questo il contesto sanitario all'interno del quale si sviluppa il dibattito attorno al nuovo DPCM, che è stato in qualche modo preannunciato oggi dal Ministro della Salute Speranza al Senato. Domani intanto video incontro con il Ministro Gelmini e le regioni. Per Zaia però l'ultima parola spetta alla scienza. Si chiede come Veneto che rispetto alle condizioni, alle possibilità di restrizioni siano validate dalla comunità scientifica nazionale, che ha un quadro molto, come si può dire, un punto di osservazione a 360 gradi. L'ultima parola spetta alla scienza, ma dovrà essere ben argomentata dal CTS. Questa è la linea di Zaia in vista dell'adozione del nuovo DPCM chiamato a regolare la vita del Paese dal 6 marzo a dopo la Pasqua, come preannunciato nell'informativa al Senato dal Ministro Speranza, che ha detto chiaramente come causa varianti non si debba allentare la presa, ma ogni mossa stavolta sarà concordata nel dettaglio con le regioni, da qui la conferenza con il governo prevista già nelle prossime ore alla presenza del neoministro Gelmini. Ci confronteremo, diciamo, direttamente con il governo e non avremo, come si può dire, il solito last minute dell'ultimo giorno che ti dicono fra 3 ore dacci parere perché poi noi lo pubblichiamo. Un cambio di passo che dovrà riguardare anche l'altro grande tema, quello dei ristori, collegato anche qui a un provvedimento del governo fermo da troppe settimane. Conoscendo anche l'operatività dei ministri, conoscendo anche la serietà, mi permetto di dire, del ministro Franco, che conosco, Daniele Franco, io immagino che ci sarà quantomeno un approccio nuovo e io spero che l'approccio sia riferito al fatturato, al delta del fatturato. Chiaro come il tema delle riaperture sia legato a quello dei vaccini ancora a rilento, da qui un nuovo appello alle istituzioni comunitarie. Ci sono dei vaccini che sono stati utilizzati in giro per il mondo in maniera importante, parlo del cinese e dello Sputnik. Io dico, allora continuano a dirci che non hanno presentato le pratiche, però se ne manca vaccini, qualcuno si prende anche la briga di prendere queste pratiche, vediamo se vanno bene questi vaccini. Cioè non vorrei che fosse una questione ideologica questa. E sempre sui vaccini il governatore pone un'altra questione relativa alla somministrazione della seconda dose ai soggetti in particolare che già sono stati colpiti dal Covid. Davanti a così pochi vaccini, la comunità scientifica ci può dare una risposta rispetto al fatto se sia più opportuno fare 2 iniezioni a un cittadino o farne una a testa a 2 cittadini in attesa di.
È meglio un po' di copertura per tutti, 80 per pochi. Zaia, che in ultima battuta ha smentito una notizia di agenzia che ha fatto il giro del paese, secondo cui era stata firmata un'ordinanza di chiusura delle scuole in Veneto, un errore che per qualche minuto ha creato uno tsunami di reazioni, poi rientrate. E a proposito di scuola, il Veneto lancia 2 progetti pilota per il monitoraggio della diffusione del Covid negli istituti scolastici, più di 20 le scuole coinvolte in tutta la regione. Da inizio gennaio ad oggi sono stati individuati 1241 casi di contagio di coronavirus tra alunni e docenti delle scuole del Veneto, con 27.460 persone in quarantena. Ma bisogna aggiungere che poco più della metà dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni sono finiti in quarantena a causa di un contatto extrascolastico. I dati sono stati diffusi dalla Direzione di Prevenzione Regionale alla sede della Protezione Civile di Marghera, assieme all'annuncio di un doppio progetto di monitoraggio unico in Italia, organizzato con l'Ufficio Scolastico Regionale, che da metà marzo coinvolgerà da un lato 15 scuole superiori sparse per la regione, dall'altro 7 scuole medie. E far sì che alcuni ragazzi e alcune comunità scolastiche si rendano protagoniste anche di un progetto che le vede in prima persona, mettersi a servizio anche degli altri, con i dati che emergono da questi progetti, credo che sia molto importante e molto educativo. Le 15 scuole superiori, ribattezzate Scuole Sentinella, identificate come campione rappresentativo, saranno sotto monitoraggio con test di screening ad alunni e personale docente e non docente fino alla fine dell'anno scolastico. Il progetto, che riguarda le terze medie di 7 scuole, una per la provincia del Veneto, prevede anche in questo caso un tampone nasale, ma i ragazzi se lo faranno da soli con un operatore a fianco. Una volta che saranno completati questi 2 progetti, sia alle superiori che alle medie, quali dati scientifici se ne potranno trarre? Per quanto riguarda il progetto delle rete delle scuole Sentinella, che coinvolge le scuole superiori, un dato di valutazione epidemiologica di circolazione virale in questi contesti, che potranno essere confrontati con la circolazione che avviene nella collettività, nella comunità. La partecipazione ai 2 progetti è naturalmente su base volontaria e coinvolgerà migliaia di persone. I dirigenti scolastici da subito, appena li abbiamo contattati per chiedere se erano disponibili a aderire al progetto, sono stati assolutamente consapevoli del privilegio di essere all'interno del progetto e anche della responsabilità che ne consegue. E c'è una scuola in particolare chiusa a causa Covid, è quella elementare di Soligo. Questo l'umore tra i residenti. Dobbiamo essere molto prudenti, pregare anche e che speriamo che la Madonna anti-Covid che abbiamo messo qui davanti al centro parrocchiale ci aiuti a superare questo momento difficile, perché i ragazzi hanno bisogno non solo di scuola ma anche di catechismo, che appunto bisogna sospendere un po' tutte le attività, quindi questo ci dispiace. Rimanda alle grazie della Madonna anti-Covid Don Brunone. Qui a Soligo sono in tanti a guardarla e pure a pregarla con una certa apprensione in questi giorni. Preoccupa, senz'altro, sempre preoccupa. Insomma, siamo preoccupati abbastanza. Allo stato attuale la stessa ULSS conferma come alla primaria Ancillotto, che resta chiusa, le positività emerse tra alunni e docenti siano una ventina, mentre si saprà giovedì l'esito di 200 nuovi tamponi fatti in queste ore. I controlli allo stesso tempo si stanno spostando anche su altre scuole del comune frequentate da congiunti. I controlli allo stesso tempo si stanno spostando anche su altre scuole del territorio frequentate da congiunti. 2 le classi di scuola media a Farre e una delle superiori a Pieve, dove è già stato disposto il monitoraggio. Gli effetti sulle famiglie si vedono anche alle materne, dove prevale un generale principio di precauzione. Attualmente i bambini dell'asilo nostro parrocchiale, scuola d'infanzia qui Carlo Brandolini, che hanno dei fratelli a scuola, sono a casa, quindi abbiamo una riduzione dei bambini, quindi da 96 che sono di solito adesso sono una 60. In contatto con l'ULSS 2 il sindaco Perencin, è chiaro che il sospetto principale riguardi la variante inglese. Ne ho parlato con il direttore generale Benazzi, si parla molto di varianti. Loro ovviamente stanno verificando anche se questa possa essere una variante. In attesa di capire quello che è molto di più di un dettaglio, restano i consigli e le speranze di sempre. Cerchiamo veramente di andare a rispettare le regole, perché se riusciamo a arginare questa cosa ne veniamo fuori nel più breve tempo possibile e speriamo nell'arrivo dei vaccini. Io lo dico, poi
si può essere a favore o contro, ma io personalmente spero veramente che ci arrivino questi benedetti vaccini. Le mani della mafia, del business, del green e della sanità, questo l'allarme della direzione investigativa antimafia. La pandemia di Covid-19 rappresenta una grande opportunità per le mafie e lo snellimento delle procedure di affidamento degli appalti e dei servizi pubblici comporterà seri rischi di infiltrazione mafiosa dell'economia legale, specie nel settore sanitario. A lanciare il messaggio d'allarme l'ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, che evidenzia come, a fronte di un rallentamento del 10% del PIL nazionale, nei primi 6 mesi del 2020 le segnalazioni per operazioni sospette siano aumentate del 30%, un fenomeno che preoccupa e che è attualmente monitorato anche in Veneto. In effetti questo è un rischio concreto, ma d'altra parte va detto per onestà che è un rischio immanente, nel senso che la pandemia ha solamente acuito questo rischio, non è che lo abbia generato ex novo. L'attività che noi facciamo è proprio un'attività anche a tutela di queste infiltrazioni che vanno ad incidere sulla legalità dell'economia e in ultima analisi vanno ad incidere sul benessere collettivo. Il rischio concreto è che molte aziende finiscano in mano alle mafie senza distinzione di regione. Il settore più esposto è quello sanitario, l'organizzazione criminale su cui si concentra l'attenzione, l''ndrangheta, con capitali più cospicui. E poi c'è il tema dell'usura in forte aumento. Lo sforzo per contrastare questa china, sottolinea il generale Mainolfi, deve essere comune. All'inizio del periodo pandemico ci siamo confrontati con tutte le organizzazioni venete, con tutte le organizzazioni di categoria, da Confindustria a Confagricoltura, a Confartigianato e così via. Tutti sono stati nostri partner, perché la lotta della legalità, la lotta per la tutela della legalità è una lotta che si vince tutti assieme o la perdiamo tutti assieme. Non si può pensare che sia solamente un problema di prevenzione di polizia, è un problema sociale che ha radici molto profonde e quindi solamente come sistema societario si può riuscire a contrastare questo fenomeno. I temi del lavoro, fiato sospeso a Borgo Valbelluna per le sorti dei lavoratori di ACC e Ideal Standard. I vertici di Ideal Standard non hanno un piano industriale da presentare né ai sindacati né alla Regione. Gli impegni assunti lo scorso novembre sono stati disattesi uno ad uno e per i lavoratori dello stabilimento di Trechiana la situazione si è fatta complicata. Non una certezza per il futuro, orizzonte temporale che non va oltre il 2021. Continuano a negare anche fatti evidenti di preoccupazioni per spostamenti di pezzi di produzione verso altri paesi, non l'Italia. Non ci forniscono i dati di volumi rispetto appunto a tutti gli altri stabilimenti e quindi questa situazione di assoluta mancanza di trasparenza ci porta a dire adesso basta. Oggi i sindacati di categoria Confiltem, anche FEMCA e Wiltec hanno riunito i lavoratori, sono poco meno di 500 e in questo momento nessuno gode di ammortizzatori sociali perché l'azienda sta lavorando mentre i vertici tacciono. Lanceremo lo sciopero, chiederemo ai lavoratori di fare sciopero e che la protesta sia più possibile collettiva e che si senta proprio la necessità di farla. A pochi chilometri di distanza c'è la ACC con i suoi 315 lavoratori e in queste settimane la tensione si taglia col coltello. A rischio il piano di rilancio del comparto europeo del compressore che ha nel progetto Italcomp il punto di svolta, ma l'Europa tace, recalcitrante al pari delle banche direttamente coinvolte nel dossier ACC, molto più propense a investire fiumi di denaro in sponsorizzazioni sportive. Basterebbero piccole porzioni di queste somme per garantire un futuro a Italcomp, scrivono in una lettera appello il sindaco di Borgo Valbelluna Stefano Cesa e il presidente della provincia Roberto Padrin, che implorano testualmente l'intervento autorevole del neo ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Una doppia sciagura sociale alle porte e il tempo ormai è agli sgoccioli. Ieri sera a Ring, in collegamento con Ferdinando Avarino, Cecilia Zoppelletto, padovana, filmmaker che abita in Congo, ha ricordato l'ambasciatore Salvatore Attanasio ucciso in un agguato. La salma, accanto a quella del carabiniere che era con lui, è arrivata ieri sera a Ciampino. Sognava le ferie sull'altopiano di Asiago, ha detto Zoppelletto.
Le indagini sono in corso e sicuramente sia il nostro governo che il governo congolese stanno facendo il loro meglio per riuscire a trovare chi sono stati gli assassini, e quindi crediamo molto nella giustizia, anche se in questo momento è molto difficile. Luca era una persona splendida e purtroppo le cose che mi ricordo, ad esempio abbiamo parlato recentemente delle vacanze post-vaccini, post-Covid nel 2022, perché lui tra l'altro era molto affezionato all'altopiano di Asiago e quindi abbiamo parlato, porterò le bambine a sciare, sono cose che rimangono nel cuore, perché era una persona che parlava, insomma, Sua Eccellenza l'ambasciatore, perché Luca Attanasio, adesso tutti lo conoscono Luca, ma Sua Eccellenza l'ambasciatore è una persona molto importante, che però era molto molto approcciabile. Incidente mortale a Tombolo, la vittima un noto ristoratore dell'Alta Padovana. Stava percorrendo la provinciale 22 a Tombolo verso Campo San Piero quando ha tamponato un tir che lo precedeva. L'impatto violento non ha lasciato scampo a Franco Dardanelli, 67enne, noto ristoratore di Villa del Conte. L'uomo titolare dell'osteria La Tavernetta ha perso la vita martedì pomeriggio mentre era in sella alla sua moto. L'incidente è avvenuto all'incrocio della frazione di Onara in via Camatta. Secondo una prima ricostruzione, il tir che precedeva il motociclista all'improvviso ha svoltato e il ristoratore non è riuscito ad evitare l'impatto. Sul posto è intervenuta l'ambulanza e l'elisoccorso per il trasporto d'urgenza all'ospedale di Vicenza, ma per Franco Dardanelli non c'è stato nulla da fare ed è spirato poche ore dopo l'incidente. Allarme Baby Gang, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha portato oggi la questione nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Dobbiamo intervenire subito con fermezza per far rispettare le regole da parte di questi ragazzi, in parte anche in gran parte minorenni, che evidentemente hanno un problema educativo. Il sindaco di Vicenza lancia un messaggio forte e chiaro alle baby gang che s'aggirano per la città come se fosse una foresta urbana. Branchi di ragazzini armati di rabbia che portano la loro violenza non solo sulle strade ma anche negli autobus. Dopo l'aggressione con un calcio in testa a un controllore di SVT, Francesco Rucco oggi porta la questione sul tavolo del prefetto, nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, con il questore e i comandanti delle forze dell'ordine. Abbiamo condiviso un'azione per il prossimo fine settimana, da venerdì e domenica ci sarà un presidio fisso nell'area dei Giardini Salvi con l'esercito, in particolare con i militari che seguono l'operazione Strade Sicure, e affiancato naturalmente dal supporto degli agenti di polizia, carabinieri, finanza e la polizia locale. Le forze dell'ordine gireranno anche in Piazza Castello e in Viale Roma. Negli ultimi 2 anni sono state 12 le aggressioni ad autisti e controllori, ma è arrivato il momento di dire basta. Per questo l'assessore alla mobilità Matteo Celebron conferma la proposta lanciata ieri nel nostro TG. Vigilantes sugli autobus nelle tratte e negli orari più a rischio. La proposta dei Vigilantes la porterò avanti, tanto che sono intenzionato nei prossimi giorni a incontrare i sindacati, a incontrare gli autisti, perché dare garanzie e dare sicurezza agli autisti significa dare garanzie e sicurezze a chi utilizza il trasporto pubblico locale e quindi ai cittadini. Quei comportamenti, quelle violenze sono inaccettabili in questa città. Rimaniamo nel Vicentino per una pesante vicenda di abusi sessuali. Alla fine l'orco è stato condannato. Mario Venti, il 50enne di Quinto Vicentino che usava questo nickname per adescare ragazzine minorenni in chat, è stato condannato dalla Corte d'Appello di Venezia e portato in carcere a scontare la pena. I carabinieri di Sandrigo sono andati lunedì a prelevarlo nella sua abitazione per poi portarlo nella casa circondariale di Vicenza. L'uomo in internet si fingeva un coetaneo delle adolescenti, le sue vittime preferite, per poi tempestarle di messaggi ed SMS ed invitarle ad un incontro. Aveva tentato di violentare una 14enne dopo averla stordita con un tranquillante nel 2014. Gli inquirenti hanno poi raccolto altre denunce da giovani donne che avevano subito le attenzioni dell'orco. Mario Venti dovrà ora scontare in carcere la pena di 7 anni e 3 mesi di reclusione. I temi della sanità, non c'è soltanto il Covid a Padova, maxi intervento di 14 ore per la rimozione di una massa tumorale.
8 equip di 30 chirurghi e sanitari dell'ospedale di Padova per rimuovere una massa tumorale lunga 35 cm estesa fino al cuore che ostruiva il normale ritorno venoso. Il maxi intervento durato 14 ore ha permesso ad una paziente di 47 anni di tornare a vivere normalmente. A causa del tumore la donna non poteva muoversi, aveva frequenti svenimenti ed era costantemente a rischio di arresto cardiaco. La diagnosi è stata effettuata presso il centro Gallucci della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova. La massa tumorale inoltre impediva a diversi organi come rene, fegato, intestino, cuore, tiroide di funzionare correttamente e così è stato pianificato un super intervento chirurgico interdisciplinare durato dalle 8 di mattina alle 22. Un evento eccezionale, per di più svolto in un periodo di emergenza sanitaria. La paziente, risvegliata e stubata in meno di 24 ore, è stata trasferita poi in cardiochirurgia ed è stata dimessa in pochi giorni. Ora versa in buone condizioni di salute, si sta riprendendo e la cosa più importante è che l'esame istologico è risultato di natura benigna. Parliamo adesso del caldo primaverile da record che si è registrato in questi giorni, soprattutto oggi. Buongiorno, ma se l'aspettava di girare oggi in manichetta corta? Ma sinceramente neanche tanto. Treviso, mura da Piazzale Burchellati alle 3:30 di oggi pomeriggio. Quasi 25 gradi, assaggio estivo assolutamente fuori stagione. Ne sanno qualcosa i trevigiani letteralmente spiazzati da una sensazione strana per tutti. Stavo guardando che molta gente che è partita stamattina con dei piumini per andare a lavorare ce l'hanno tutti in braccio. Tra le altre cose la mascherina comincia a dare anche un po' di fastidio. Sì, ho pescato un paio di persone che con la voglia di libertà ce l'avevano in borsa e ho detto ma la mascherina, ah mamma mia, quindi c'è tanta voglia sicuramente di tornare a un po' di normalità e sono giornate che ti piacerebbe dire me ne vado in montagna o me ne vado anche a Venezia. Poi c'è chi a questi sbalzi è abituata. Ma in Germania ci sono questi sbalzi di temperatura? Anche di più in realtà. Ah sì? Sì, che... Abituati? Più o meno, che una settimana fa lì facevano meno 20 gradi e anche adesso ci sono 20 gradi. Inevitabile è anche il classico luogo comune delle mezze stagioni. Non c'è stata la via di mezzo, io ho tanti anni e mi ricordo io abitavo, sono di Milano, quindi avevo i nebbioni famosi, ma quando si andava a scuola prima di togliere il cappotto a febbraio ce ne voleva. E non può esserci uno spicchio d'estate senza i segni tipici della stagione. Siamo già al gelato, eh? Sì. Sì. Con questa temperatura, 24 gradi a febbraio, come la vedete? Speriamo non muoiano tutte le piante quando ritornerà il freddo. Siete più contenti per il tepore o più preoccupati per il cambiamento climatico? Allora, il caldo mi fa piacere, devo dire, ma comunque il cambiamento climatico rimane un problema tutto l'anno, non solo perché ci sono 24 gradi a febbraio. Di certo questo tepore pare aver scaldato anche i primi amori. Infine c'è chi, puntando alle previsioni, il giubbotto non lo molla proprio. Sarà la giornata di oggi e basta, tanto dopo torna il freddo. Per quello si tiene il giubbotto dopo? Certo, non voglio mica prendere freddo io. E ora a Venezia per una bella e interessante visita guidata. È il palazzo che la famiglia Corner acquistò nel 1460. Danneggiato da un incendio nella prima metà del 1500, venne in seguito interamente ricostruito, grazie alla sapiente opera progettuale dell'architetto veronese San Michieli, su incarico del padrone di casa, Giovanni Corner. Palazzo Corner Mocenigo a San Polo a Venezia, oggi caserma della Guardia di Finanza, per l'esattezza sezione distaccata del Museo Storico del Corpo, completamente restaurata, si presenta così. Qui, in una straordinaria ricchezza di decorazioni e collezioni d'arte, spicca anche un tiepolo originale, sopravvissuto ai saccheggi intervallatisi negli anni. Eccolo, è questo puttino. Si trova nel piccolo corridoio a cavallo tra gli affreschi del Colonna e la famosa stanza degli specchi con le riproduzioni sempre del tiepolo. Tra l'altro un dettaglio, siccome siamo riusciti non so come ad avere accesso ai documenti con i quali erano stati commissionati agli artisti dell'epoca tutte queste opere, noi sappiamo che in questa stanza questa quadratura dell'affresco così riccamente colorata
è costata più dell'affresco del Tiepolo. Un'altra riproduzione del Tiepolo spicca al centro di un autentico gioiello nascosto di questo palazzo, la Scala del Bovolo, il cui corrimano è quello originale del 1600. Visita guidata irrinunciabile, cui hanno voluto prendere parte anche la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, e l'assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari. Amava evidenziare la sua diversità perché la sua galea era nera, vedete la galea nera, quella era quella di Morosini, il motto di Morosini era in certamine prima, cioè prima all'attacco, e in questa immagine vediamo proprio come la sua è la prima che trova il contatto con la flotta turca. Un tour mozzafiato e da non perdere, cui si può partecipare scaricando l'apposita app o inviando una mail. A grande richiesta, venerdì sera alle 21:15 su Antenna 3 verrà riproposto l'anno del virus, il documentario realizzato da Media Nord-Est a un anno dall'inizio della pandemia in Veneto, che ripercorre i 12 mesi che ci hanno cambiato per sempre. Il racconto, le voci, i servizi, i momenti più importanti della lotta del Veneto contro il coronavirus. Appuntamento dunque venerdì sera alle 21:15 sulla nostra emittente. È tutto per questa edizione regionale, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Risveglio senza nebbia sul nostro territorio, anticiclone sempre più forte con clima molto mite per il periodo. Il rovescio della medaglia di questo campo di alta pressione che persiste ormai da giorni è un'intensificazione dell'inquinamento atmosferico. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 25 febbraio ci mostra un contesto decisamente soleggiato. Al mattino non si esclude una leggerissima foschia sulle pianure, specie su quelle più orientali, ma in rapido dissolvimento. Il cielo si presenterà sereno un po' ovunque. Prosegue l'assaggio di primavera con temperature minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra i 14 e i 18 gradi con punte di 19 gradi. Bel tempo poi anche sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà asciutto e stabile. Il sole sarà protagonista su tutti i settori e il cielo si presenterà al massimo velato. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime invece sui 18-19 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, poche novità, anche qui contesto di ampio soleggiamento, come vediamo non sono attese piogge e il cielo sarà sgombro da nubi. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 16-18 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.